Qatargate. L'inchiesta esplosa nel 2022 torna a far discutere. La Procura federale del Belgio avrebbe avanzato all'ufficio presidenza del Parlamento europeo la revoca dell'immunità per 2 eurodeputati socialisti. Secondo notizie che stanno circolando e che citano il quotidiano di Bruxelles, Le Soir, sembrerebbe che il provvedimento riguardi 2 eurodeputate del Partito Democratico, la vicentina Alessandra Moretti e l'emiliana Elisabetta Gualmini, entrambe elette nel giugno del 2024 nella circoscrizione nord-est. La richiesta di revoca dell'immunità dovrebbe essere annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo, per poi essere sottoposta alla Commissione Affari Giuridici, che esaminerà i documenti inviati dalla Procura. L'eventuale revoca dell'immunità dovrà poi essere votata in sede plenaria. L'inchiesta Qatargate, che ha coinvolto membri del Parlamento europeo, funzionari e ONG, punta i fari su una presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Secondo l'ANSA, le 2 eurodeputate hanno deciso di autosospendersi dal gruppo dei socialisti e democratici per essere pienamente a disposizione della magistratura, sottolineando la loro totale estraneità a ogni fatto corruttivo. Ma sta di fatto che il Qatargate, che sembrava su un binario morto, oggi torna a esplodere nel cuore politico dell'Europa.